cari amici. Hanno avuto anche un piccolo imprevisto e nonostante tutto l'hanno risolto, la Carla è qua, complimenti e un grosso applauso a questi ragazzi. Grazie. Intanto un ringraziamento a Villorba, inteso come ringraziamento alla Polisportiva Catena, al Comune, Marco Serena, al nostro vice sindaco, mi sento anch'io di Villorba, al nostro vice sindaco Giacinto e all'assessore Francesco Soligo, che ci hanno accolto come sempre alla grande. Un ringraziamento particolare, permettetemelo, perché come Proloco non siamo nessuno se non avessimo dietro di noi le amministrazioni comunali. Oggi qui abbiamo l'assessore Patrizio Beltrame, che poi è anche uno originario di Villorba, con la famiglia che è ancora stabilmente qui a Villorba, le vecchie amministrazioni che ci hanno sempre aiutato. La Proloco 35 anni di vita, credo che senza avere dietro il comune non sarebbe niente, ma non sarebbe niente soprattutto grazie a queste persone che oggi ci delizieranno con i loro maialetti, con il loro aiuto che ci hanno dato di cucinare i maialetti grandi come sempre, le nostre donne in costume, gli altri collaboratori che non si vedono, che oggi in questo momento non sono qui perché sono a tagliare i maialetti, quindi come vedete la Proloco di Arborea viene numerosa, ma tutti hanno un loro compito. Grazie anche agli amici del teatro, grazie mille, grazie ai ragazzi del teatro, poi dirò due cose per loro. Grazie alle nostre cooperative che come sempre senza di loro non saremo sicuramente una Proloco efficiente, non saremo una Proloco che si autodetermina, che si autofinanzia. Cooperativa produttori, la 3A, che oggi non è presente il presidente, qui nella cooperativa produttora abbiamo il presidente, anche se in incognita col teatro però abbiamo un presidente. Grazie anche alla banca e comunque sempre vicino alla Proloco di Arborea. Ho detto prima dei ragazzi, non voglio andare oltre, grazie a tutti quelli che aiutano la Proloco di Arborea e gli amici della Proloco di Arborea. Però vorrei soffermare 2 secondi sui ragazzi e sul progetto teatro che stiamo portando avanti con il Comune di Arborea e con
catena, perché no, visto che siamo noi ospiti qui. E ragazzi, c'è in ballo un bellissimo progetto che parte da un progetto europeo che andrà a fine anno. A fine anno andremo a Bruxelles, giusto Francesco? Poi magari amplierà il discorso magari. Ma soprattutto penso di poterla annunciare, Francesco, lo diciamo, sì. Allora, soprattutto i ragazzi, i nostri ragazzi, i ragazzi di Villorda e i ragazzi di Arborea, probabilmente, quasi sicuramente, quest'anno riusciremo a farli fare una commedia, a recitare una commedia al Teatro Quirino di Roma. Sembra una grandissima cosa. E questo grazie al lavoro di quelli che sono anche persone che sono vicine alla Proloco, che magari non sono dentro la Proloco, che però comunque ci aiutano in questo. Ma basta, non vi voglio tediare di più, voglio solo dirvi che per me venire qui, per me inteso come presidente, quindi come Proloco, è sempre un onore, caro Marco e caro Francesco, venire qui ed essere accolti da persone come siete voi, amici veri, amici sinceri. Grazie mille. Grazie. Segnalo l'ultima cosa, poi abbiamo già cominciato con Magliaretto e con i secondi. Quindi grazie a tutti. Grazie. Penso che sia stato veramente un valore aggiunto quello di quest'anno. Ogni anno riusciamo a migliorare l'interazione tra questi due paesi. Allora, perché il nostro intervento sia breve, dovete darci la possibilità di farlo nei migliori modi, per cui un minuto solo, ma per cortesia. Attenzione! Non potendo partecipare fisicamente a questo appuntamento con Villorba, delego il nostro assessore al turismo Fabrizio Beltrame a portare alla vostra amministrazione e alla vostra comunità i saluti dell'amministrazione comunale di Arborea che vi onoro di rappresentare. Ho parlato al telefono con il nostro assessore che mi ha raccontato della giornata trascorsa insieme a voi ieri, della vostra accoglienza, del sentirsi a casa, del gran lavoro svolto dagli amici della Proloco di Arborea e della Polisportiva di Catena, da Patrizia e da tutti coloro che hanno curato insieme ai genitori e ai ragazzi la realizzazione della rappresentazione teatrale che si è tenuta ieri. Nel corso dello scorso anno ho avuto il piacere di ricevere ad Arborea la visita di una delegazione dei vostri amministratori e dei vostri concittadini. In tale occasione ho avuto anche il piacere di assistere alla commedia portata in scena dai giovani del gruppo teatrale della Prologo di Arborea e dai loro coetanei villordesi, che racconta di un viaggio intrapreso dalla famiglia Schiavon partita da Villorba per arrivare ad Arborea. Una rappresentazione teatrale che riassume meglio di qualsiasi discorso qual è il significato degli scambi giovanili e dei gemellaggi. Percorsi che nascono dalla continua ricerca di cooperazione e dall'instaurarsi di relazioni che permettano un arricchimento reciproco, alla scoperta di tradizioni che, ricordandoci il nostro passato, ci spieghino meglio chi siamo e da dove veniamo. A voi tutti presenti oggi va dunque non solo il mio saluto, ma soprattutto il mio ringraziamento per quello che avete con impegno e fatica costruito. La possibilità di creare un ponte solido su cui poter camminare, che ha unito due paesi e permesso a cittadini che vivono in territori molto distanti di sentirsi una unica nuova comunità. Nella speranza di poter presto venire di persona a trovarvi, rivolgo a tutti noi l'augurio di proseguire anche in futuro in un percorso che ci permetta di prenderci cura di questa nuova comunità, grazie al progetto di gemellaggio che dal 2009 rafforza il legame tra i comuni di Arborea e Villorba. A voi tutti un caloroso saluto dalla Sardegna. Il sindaco Manuela Pinti. Tanto ringrazio a nome di
tutti il sindaco Pintus per il messaggio che ci ha mandato, che è stato graditissimo, e ringrazio Fabrizio Beltrame per essere stato qui con noi stasera. Un ringraziamento lo faccio a tutti gli amici di Arborea presenti, giovani e meno giovani. Poi un ringraziamento, credetemi, ve lo faccio di cuore, perché quest'anno la forte presenza di persone di origine sarda che vivono in Veneto ha fatto capire anche alla nostra regione, alla giunta regionale, quanto fosse importante essere qui. Quindi ringrazio l'assessore Caner che su delega del presidente Zaia è qui stasera per salutare tutti voi, e qui dopo passerò la parola. Un ultimo accenno agli amici di Arborea. Io devo veramente ringraziare di cuore Paolo Salmeris, che continua a sostenere questa iniziativa col suo forte impegno e continua ad ospitarci in maniera straordinaria quando noi veniamo ad Arborea. Saluto Marco, che è con noi fin dall'inizio, e tutti gli altri amici. Poi consentitemi un po' di campanile. La polisportiva di Catena e Francesco Buccato. Queste non sono parole gratuite, per noi sarebbe impossibile come comune organizzare una festa del genere. E quindi l'unica cosa che posso fare è in questo momento augurarmi a ottobre di portare ancora i colori di Villorba ad Arborea. E a Checco di vedermi ancora qua seduto come sindaco l'anno prossimo per la 7ª edizione. Poi un'ultimissima cosa che con tutti gli amici della polisportiva. Villorba è un comune complesso, ha 18.000 abitanti, 4 frazioni che sono 4 paesi, e vedere che un'associazione riesce in una festa così bella, così articolata, a mettere insieme più realtà associative che hanno veramente ognuna un proprio fine, un proprio obiettivo, però vederli lavorare insieme, tutti con un colore diverso, ma lavorare per lo stesso obiettivo, guardate, riempie il cuore, e un amministratore non può che essere felice. Prima ci siamo dimenticati, e scusate, cito solo questa associazione perché ce la siamo dimenticati prima, di dare atto della presenza anche di Sergio Collodetti, che rappresenta la nostra scuola di judo. Sergio che ha già portato i suoi ragazzi ad Arborea, quindi è importante ricordarlo. Karate, sì, sbaglio sempre, sì, so che c'è il presidente regionale, ma lui è stato ricordato, tu no, Sergio. Quasi. Allora, detto questo, perché a voglia ci vediamo, i villorvesi ci vediamo a Arborea alla festa dell'Etnia, e l'anno prossimo Checco qua, però il capannone più grande, ok? Finisco, siamo a fine mandato, scusate, non devo fare politica, però devo dire grazie ai miei assessori e ai miei consiglieri, perché senza di loro non ce la faremo andare avanti così. E per questa festa in particolare a Francesco Soligo, che fa le mie attese. Allora, la Proloco di Arborea ricambia. Non posso che ricambiare con quello che noi amiamo di più, il nostro vino. Bravissimo. Dopo le mogli di sempre. Parlo da presidente, quindi il presidente non è a moglie. Ecco, grazie a voi in tutto, veramente un piccolo pensiero per una grandissima società. Grazie a tutti. Adesso passiamo all'amministrazione comunale di Villorba. Il sindaco. Allora, vi prego di
tengo che sia Francesco Soligo a consegnare, a scambiare i doni. L'assessore Soligo dona un libro su Treviso i 4 elementi della terra all'assessore Beltrame, alla Proloco di Arborea, e alla Polisportiva di Catena. L'amministrazione di Arborea, l'amministrazione comunale, il sindaco si fa avanti, c'è certi compiti. Allora, 2 bottiglie di vino, un vassoio di dolcetti sardi che il sindaco dividerà con tutti. Domani in giunta bene. Abbiamo cercato di ridurre, per cui abbiamo esaurito questo momento. Allora, permettete, non chiudo la serata, chiudo questo intervento. Le associazioni le abbiamo nominate prima, non per dimenticanza, ma stavo dando semplicemente più risalto a chi stava facendo servizio, ma anche l'associazione Vivere Insieme, che in questi giorni ha accompagnato in maniera precisa e puntuale tutti i nostri ospiti e ancora non ha finito, per cui un applauso a San Sisto, al gruppo ricreativo di Acenico, ai ciclisti di Catena, alla Polisportiva. Voi non sapete quante persone ci sono dietro che stanno lavorando e sono tutte molto timide, per cui non usciranno, per cui l'applauso si deve sentire anche di là. Più forte, 1460. Ringraziamo la presenza della Croce Rossa di Vespasiano che sta garantendo anche la nostra sicurezza. Non andate via, mancano ancora un sacco di cose e la lotteria. Esatto, allora io oggi ho promosso un piccolo intervento perché ieri sera ho assistito a una cosa meravigliosa e penso che ci siano delle persone che stasera potranno apprezzare e partecipare. Allora, chi lancia? Allora, mi serve la voce di tutti i sardi che ci sono qua dentro. Siete pronti? Non si sente? Adesso a qualcuno tocca rispondere. Proposta. Vediamo se conoscete questa. La vediamo? Vi voglio crude però. China su fronte di se si bella, che spassette s'applicava la tagliera. E questa mano sinna, e sa che tu gioventù che s'applicca, se non si stiga de cura, la mente, la si di prima da
sui 90 anni, che aveva dei malanni, che era robo di una roba, tutti con sui 90 anni, aveva dei malanni, la famiglia dei come so fare, come la figlia del sorella, che era roba, come so fare, come la figlia del sorella, che era roba, cerimonia di cacciarà il padre Piero con la gobba fatta a pelo e a fare la cerimonia di cacciarà il padre Piero con la gobba fatta a pelo e la famiglia del non so fare come la figlia di sua sorella la gobba come so fare come la figlia di sua sorella e dopo 9 mesi è nato un bel bambino, anche lui col suo bambino, la famiglia del Gobbo. Dove la figlia del suo sorella è una gobba anche come so fare, come la figlia del suo sorella è una gobba anche la famiglia del Gobbo. La serata volge al termine, adesso andiamo a fare una piccola lotteria, veloce con il bigliettino che mi è stato consegnato all'ingresso.
buongiorno a te. Alma mater, ischida estela mía de estos celos, anima mundi, primo respiro. Stanotte, madre terra, sognerò solo pace, alba e sole, anima monti, segno di madre terra.